E rinotte in sa provinciale 282 a Sartaria desa rotatoria entre Nuracchi e Riola, una femmina di 38 anni, Silvia Obinu, in bicicletta è morta. La investia una macchina. Sautista de su mezzo er firmau diretto pro la succurrere, a solo che su prias ambulanzia medicalizzata de Aristanisi, ma prosa femmina non battà più nuda de vachere. Sar forza de sordine hanno fatto sul rilievo pro comprendere sa dinamica desincidente. Su ministro desinterno Matteo Piantedosi ha partecipato in sa prefettura de Casteddu a s'addobbio de su comitato provinciale prosordine e sa sicurezza pubblica convocato de su prefetto Giuseppe Castaldo, a sa presenza de su rappresentante de sa forza de sordine, de su amministratore locale de su Sud Sardigna, de su sindico de sa città metropolitana Massimo Zedda e de su presidente de sa provincia de su Sulcis Mauro Usai. Su tema vista situazione desordine pubblico in Casteddu, dande cara mescamente a sa vita nottena, oramai diventata mezzana, e altero il fenomeno che ha su traffico de droga e a sa prostituzione. Sa situazione in Surbicchinaur della Pola e Stampagi, da esempio l'occor de vita nottena, è sempre sa Mattessia, un'ala sa lamentar de sos residentes, chi pedi in intervento per amparare sa salute, i soro Mattessi, a sattera sa gana de vacher festa, de sos giovanos, chi in locales apertos a tardumannu. Erda e medasannos chi si chirca de accattare sa manera pro contentare a tottusu, carchi passo ad innantis esti stau vattu puru, in sardie scoladas ana vattus a prima settia de sa mesa permanente, a sa cale ana partecipau su sindicu Massimo Zedda, sos assessores Matteo Leccis, Cocco Ortu e Carlo Serra e sos rappresentantes de sos comitaos locales. S'odissea di una pizzina disabile de sos genitores in su sistema sanitario sardo diventat un caso politico. Sa Cuntierra è estintres assessora su traballo Desire Manche su cussizzeri regionale de Forza Italia Piero Maieli. Prosa pizzina chi aia depiu settare tempur meda pro un intervento a Sardentese, sa mama ha pedius intervento des assessora Manca chi ha favedau in sa direzione sanitaria de Saúde e Tattari apprettande esas cosas. Dunque sa un'ala sa sofferenza di una persona debile a sattera s'intervento desa politica pesa tabolottu. Pro su politico de Otieri Maieli su che ha fatto manca de condannare. Questo posto in atto non è un percorso ordinario e chi tutto si può ne permettere. Pro Maieli in 2 anni sos problema desa sanità pubblica sono sempre sormattessi, non sono mezzo rauso, ma una telefonata dell'assessora su traballo un'ata resessi tammoghere in pacasora su che sta barrao virmu promesese, una zenia de miracolo amministrativo che mi ponete a pensare supra su ruolo desa assessora regionale. Noata istentao arribare esa risposta de Desire Manca in sos social, non va per una corsia de preferenza. Ponendo a banda questo caso, su tema desa sanidade in intro desa giunta todde a barra dilicu, a un'ala sa presidente Annau Craru chi non si va veddata de che evocare a Bartolazzi prova che loco a manca. A sattera ponen a pensare esasazione dell'assessora su traballo chi sempre de più si interessa a questione sanitaria. Deo Luvaco commente cussizzera Annau Desire Manca, in sintesi desultimo appuntamento che in sor cittadinoso, in sos ufficio de Tattari, pro ascoltare esas persones in difficoltà e chi in su sistema sanitario, e calicune zaiva vedande de assessore umbra proprio pro sa sanidade. Un tempio crematori in su comune de Nugoro pro dare risposta a sorbisonzo novor de sor cittadinoso. A lupe dire che in una mozione che hanno a discutere in cussizzu sa cussizzera comunale PD Irene Melis. Un intervento chi pro Melis di attessere un atto de responsabilità de su comune in favore de sar familias chi cherene cremare un parente, senza esettare tempur meda, senza pensare a sa burocrazia e spendere per andare a Terranova chi este si struttura prusa curzu. Un altro punto desa mozione de Melis e sa richiesta de carchi meccanismo economico prova che era maniera chi tottusu si podano permettere sa pratica desa cremazione.
Un postale garrigu de cadiras arrodeddas a tammoghere dai tattari, subinti de Sant'Andria con Dakar in Senegal. Ghiauda è un gruppo de volontarios che hanno separato de si ponnere in viaggio pro dare una possibilità a chi ha pur bisogno. In Dakar promuove de su progetto Corridoi Paralimpici Nuova Vita alla Vecchia Carrozzina, promoviu des assoziu Albatros, sa scadira scollias in tottu sa Sardegna a diventare un dono prezioso pro sor centro de riabilitazione e pro sos comitaos paralimpicos senegalesos, realtà de chi portar meda depeneva che sos contos che sa mancanza de strumentos necessarios pro garantire economia e dignidade a sas persones in disabilidade. Su viaggio non spezzi una consigna, ma su simbolo de un legame forte e concreto entre duas terras in nedda, unir dai su disizio de bravicare opportunidades e inclusione. E pro chi è la ricevere una cadira a rodeddas non spezzi un azzurro, ma è su venidore.